Ciao amici e bentornati per questo episodio centesimo primo o centunesimo che dir si voglia. Dico centesimo primo perché in effetti è un po' come un nuovo inizio per noi. Siamo ormai a metà della nostra campagna e però c'è un'importante novità, siamo diventati un impero. Appunto l'impero italiano che ormai si estende per buona parte del mondo conosciuto, ovvero tutto il mondo ormai. E... Abbiamo ancora bisogno di alcune conquiste in Europa, però e in Italia, perché ci manca Genova e la Savoia, che però sono comunque nostri sudditi imperiali. Il numero di principi è 27, quindi vabbè, una sola considerazione. E stiamo conducendo la guerra contro il Giappone e nel contempo quella contro l'ANSA e i suoi alleati, Giappone e alleati tra l'altro, e Tripoli che è l'ultima crociata. Siamo diventati imperatori, però ciò nonostante abbiamo qualche sfortuna, diciamo, che per soli 2 anni non abbiamo avuto la possibilità di chiedere la conversione agli stati protestanti, cosa che avremmo fatto molto volentieri. Gli stati protestanti che sono Boemia, Pomerania, Sassonia, Turingia. Purtroppo questa... dov'è che potrebbe essere? Forse è stata appunto cancellata. Proviamo ad aprirle tutte. Eccola qui. Ecco questa decisione che purtroppo non è più possibile. Questa non è una decisione, questo atto diplomatico, ma purtroppo non è più possibile effettuarlo. Poteva essere utile con un po' di stati. Ciò nonostante siamo molto contenti perché abbiamo un sacco di benefici, naturalmente, manodopera, soprattutto relazioni diplomatiche più offensive, eccetera, e che potremo spendere nel miglior modo. Questa nave volevo rinominarla Pinco Tremartino perché avevamo questa famosissima cocca nella prima parte del gioco che affondò in battaglia e è sempre stata insomma come una mascotte per il nostro stato. E allora, dato che abbiamo mantenuto una nave d'epoca nel porto di Venezia, la chiameremo in questo modo in onore di quella antica nave. Abbiamo un'emergenza, per così dire, perché questa provincia che sta per essere integrata è ora assediata dal Nepal. Il Nepal che dov'è? Qui. È una superpotenza, il Nepal, a quanto pare. E qui tra l'altro Ceylon è in guerra con l'Inghilterra, era la cosa che mi preoccupava. E non so perché stia perdendo, non è sotto assedio. Dovremmo cercare di prendercela Ceylon. E purtroppo noi non abbiamo quello che volevo sottolineare, non abbiamo navi in quel luogo. Speed. Abbiamo bisogno di navi veloci. La velocità è 5 per U4. Comunque dovremo cercare di arrivare il prima possibile. Qui stiamo colonizzando, va bene. Da questa guerra contro il Giappone e contro anche dei Viet vorremmo ricavare alcune importanti province. Allora, vediamo un po'. Volevo vedere i beni prodotti, allora. In Giappone potremmo tentare di arrivare fino a qui, dove si producono questi... Purtroppo non abbiamo pretese sufficienti, avremmo pretese solo su 3 province noi. Però volevo tentare di arrivare almeno fino a qua
per poi creare pretese un po' ovunque. Ma una cosa ancora più interessante è queste province del Vietnam, questa soprattutto, e anche questa. Io credo che sarebbero, come dire, l'espansione più remunerativa, perché ci potrebbero consentire di commerciare in te. Allora, tra l'altro qui abbiamo Ming, Tzu, Tibet, Shan. Ming, Tzu, Tibet, Shan. Purtroppo esistono tutte queste. Però se riuscissimo in qualche modo, ecco, a vassalizzare questi Shan, potremmo forse garantirgli qualche provincia extra. Boh, non so se ne valga la pena in realtà, credo di no, anche perché, come sapete, abbiamo ormai degli ottimi bonus per l'annessione. Mm. Intanto ci sta anche scadendo uno delle nostre pretese, quello su Caffa, e quindi potrebbe essere il momento buono per iniziare una guerra contro Genova. La nostra coalizione, cioè quella che sta contro di noi, è ancora, ahimè, estesa, però Genova non ne fa parte. D'altronde possiamo anche solo... Allora, Genova, la guerra contro Genova da sola richiederebbe... non potremmo conquistare nient'altro. 7 più 11, 18. Ecco, tra l'altro non potremmo conquistare tutto in una guerra. Però sarebbe un peccato perdere il claim. Potremmo magari anche concludere abbastanza rapidamente la guerra contro il Giappone con questa conquista e semplicemente... Questo è sempre Giappone, sì. E poi le conquiste, appunto, queste due magari, per poi iniziare subito una guerra. No, ma non è vero che c'è tutta questa fretta, eh. Ma, beh, vedremo un attimo. Forse dovremmo iniziare la guerra e concluderla un po' in ritardo, perché se no andremo in sovraestensione pazzesca. Qui volevamo attendere qualcosa. Bah, vabbè, attenderemo magari che si arrivi... Com'è la tecnologia nel mondo? Eccola qua. Come vedete c'è qualcuno che è già a livello 20. Beh, ma... Cioè, non in questa tecnologia a quanto pare. Ah, l'Inghilterra. Però credo sia abbastanza difficile che l'Inghilterra arrivi presto a 21. Vediamo. In realtà ha un po' di possibilità. Vabbè, in questo caso aspetteremo allora, avremo un po' di sconto. Del resto non c'è fretta. Allora, vabbè, continuiamo le nostre guerre. Come prima cosa, prima di dimenticarci, diciamo alla nostra flotta. Purtroppo non abbiamo navi da trasporto più vicine. Questo è un po' il nostro guaio. Cioè, nessuna nave da trasporto. È abbastanza ridicola la cosa. Vabbè, diciamo allora queste navi di andare qua, ma poi di dirigersi subito qua. O forse era meglio. Vabbè, iniziamo a dirigerle qua. Dovremmo stare un po' attenti qua. Ormai credo non ci siano problemi. Potremmo fare anche qualche guerra per l'impero. Allora, i nostri casus belli. Magari abbiamo naturalmente pretesa al trono. Eresia, Ungheria, Inghilterra, Salisburgo. Vedete, potremmo comunque approfittare del nostro casus belli contro Salisburgo. Conquiste coloniali.
e un sacco di conquiste, guerre sante. Queste sono... La guerra santa è davvero un casus belli utile. Dovremmo anche approfittare, diciamo, di alcune nostre pretese. Vabbè, potremmo partire a questo punto. Io direi che il teatro di maggiore interesse. Dobbiamo migliorare anche le relazioni con lo Stato e la Chiesa. Questo è vero. Come facciamo ad avere un miglioramento? Cioè, dobbiamo essere noi che reputiamo meglio loro. Quindi potrei chiedergli l'accesso militare. Ma poi... Purtroppo non possiamo fare nient'altro. Dovremmo forse aspettare il passaggio di un po' di tempo. In realtà sicuramente peggioreremo le relazioni a causa della guerra. Ah, ci mancava anche quest'altra ribellione. Forse dovremmo fare qualche altro soldato. Allora. Ok, qua va bene, qua va bene. Credo siano solo queste due. Sì. Vabbè, facciamo 4.000 uomini, credo basteranno. Non potevate rivoltarvi qua, no? Non sono così stupidi. E appunto una cosa importante sarebbe iniziare la guerra contro Genova. E noi la iniziamo. Genovesi. Hanno dei buoni alleati, eh? Però l'Austria è in grave difficoltà. Non so se li aiuterà. Se li aiutasse sarebbe un buon momento per noi per prenderci delle province. Austria, Svizzera. Più che altro il Commonwealth che potrebbe... Ma pensavo alla Boemia, non so perché mi ricordava la Boemia, il Commonwealth non è di sicuro pericoloso. E allora possiamo, senza troppi pensieri, dichiarare questa guerra. Allora, stiamo attenti intanto in Giappone, perché qui, come vedete, ecco, stanno già andando all'attacco, sti pazzi. Allora... Io direi che è anche il caso di reclutare un altro generale. Già. Non so, o un conquistador. No, vabbè, un generale può starci. Purtroppo, dove sono i nostri generali? Magari possiamo farne a meno, perché in effetti... farne a meno non sarà proprio facile. Poi, ecco una cosa, voglio riportare qua... da Malacca il nostro mercante. Cioè, così stiamo praticamente avvantaggiando un sacco la Francia economicamente. Guardate, allora, gli introiti 116, di cui al commercio 30. In pratica, non avendo il mercante a Ragusa, da Ragusa trasportiamo a Genova anziché a Venezia, e a Venezia, a Genova. Ah no, a Genova non ha grande importanza la Francia, cosa che invece mi sarei aspettato. Però stiamo allora arricchendo in questo modo un po' il Portogallo e la Spagna, che sono nostri rivali. Vabbè, niente di gravissimo, però preferisco portare il tutto a Genova, anche perché abbiamo solo 106 di guadagni col mercante a Malacca e avevamo di più col mercante e a Ragusa. Allora, intanto abbiamo conquistato Lubecca. Fantastico. Io confido che... La Sassonia è protestante, fantastico. Abbiamo un bel casus belli contro loro. Svezia.
Anche la Svezia, naturalmente. Abbiamo un po' di guerra da condurre. Gli ottomani ci aiutano. Allora, diciamo pure che possiamo dichiarare la guerra a Genova, perché questa pretesa scade ad aprile, quindi sì, direi che non abbiamo più tempo. Magari dovremmo... dov'è la nostra flotta? Dovremmo avere una flotta... Purtroppo è impegnata qua. Magari potremmo dividerla in due, però la flotta dell'Ansa è forte. Vabbè, noi iniziamo a dichiarare guerra a Genova con nonchalance. Per prendere la Liguria, naturalmente. Potremmo chiedere alla Francia di intervenire. Non ce n'è reale bisogno, al massimo glielo chiede... No. Beh, ma chiediamoglielo di intervenire, tanto per distrarla, dato che è in pace. Va bene. Alla Pomerania invece avevo considerato, potremmo chiedere di liberare il Mecklenburg. Potrebbe essere una buona idea. Per migliorare appunto la nostra tradizione imperiale. Un'altra cosa che farei, magari lo facciamola già subito, è inserire un po' di province nell'impero. Per appunto rendere più facile l'aumento della autorità imperiale. Direi usiamo un po' con parsimonia questo metodo in modo da poterlo sfruttare a lungo. Dovremmo migliorare, soprattutto puntare ecco su migliorare le relazioni con gli altri stati all'impero per poter passare con più facilità le decisioni, però direi che almeno fino... che facciamo fino a 30 in questo metodo, con questo metodo miglioriamo magari anche un po' di più, fino a 40, dai. Miglioriamo l'autorità. Dai, per ora fermiamoci qua, dai. 33. Per ora voterebbe qualcuno a nostro favore. Allora, questa decisione ci dà tecnologia, costruzione. La prossima è utilissima per il diplomatico, ma quasi tutti, cioè, in questo momento voterebbero a nostro favore solo i nostri vassalli, giusto? Brandeburgo, Colonia. Sì. Bisognerebbe vedere perché si oppongono. Opinion of Emperor. Diplomatic Reputation. Per la sovraestensione, perché non siamo germanici. Questo ci sarà il nostro, la nostra spina nel fianco. Però non è, basta che non siamo sovraestesi. Ah, cioè, per Augusta Bavaria non è proprio la stessa opinione. Sì, abbiamo un po' di... Dovremmo migliorare soprattutto le relazioni, credo.
Certo, il modo migliore non è dichiarare guerra a Genova, potrebbe dire qualcuno. E ci avrebbe pure ragione. Allora, però noi dichiariamo guerra a Genova e ci prendiamo, vogliamo la Liguria. Mi stavo chiedendo, la Bessarabia, se il Commonwealth entrasse in guerra, sarebbe un'ottima idea. Non so se siamo in tempo. Ah, beh sì, come no. Allora, sono in guerra tra l'altro contro la Russia. Ah, non so se entreranno quindi nella guerra contro noi, però noi fabbrichiamo qualche pretesa. Allora, e allora dichiareremo la guerra tra qualche giorno. Ecco, qui siamo sbarcati. Allora, dov'è il nostro generale? Qua. Ok, stanno abbastanza pacifici. Forse è meglio andare qua. Ha fatto un po' di... Purtroppo abbiamo perso questo modificatore, come sapevamo, a causa dello spostamento del mercante. Ma come vedete, senza Malacca non guadagniamo di meno, a quanto pare. Non so bene come mai. Davvero incredibile. Allora, qui ci sono degli spostamenti un po' pericolosi di questi 6.000 uomini. Ecco che, come ci attendevamo, stanno facendo un po' di follie. Allora, cosa se... Allora, io volevo... No, facciamo così. Ah. Ok, Galilei è qua. Noi ce ne andiamo di qua. Ecco, bravo. Ecco, non muoverti più. Allora, dichiariamo sta guerra a Genova, che tra l'altro è in guerra. Mi ero sbagliato nello scorso episodio, avevo detto che era in guerra col Commonwealth, ma in realtà è a fianco del Commonwealth contro l'ordine livoniano e stava appunto sbarcando proprio nei territori dell'ordine livoniano. Quindi avremmo molto da, insomma, da guastare i loro piani in questo modo. Dichiariamo pure sta guerra, dai. Liguria. Stiamo dichiarando un sacco di guerre insieme, come avete visto, senza particolare paura. Questi li mandiamo pure qua, questi io li manderei più da questo lato. L'Austria, la Svizzera hanno onorato. Ok, la chiamata alle armi. L'Austria ha una flotta? Non credo. Naturalmente a questo punto l'Austria e la Svizzera dovranno vedersela con i nostri uomini. Invece il Commonwealth, a quanto pare, non ha disonorato l'alleanza. Interessante. Abbiamo convertito a Tlemcen e allora ci prendiamo anche questo nuovo cardinale. Allora, e abbiamo una cosa importante da fare. Cambiare il nome di alcune province. In particolare questa, naturalmente, importantissima provincia, nel suo nome che ne è più degno. Poi cambierei anche queste altre. Allora, qui abbiamo Algeri.
Io pensavo, stavo considerando se cambiare anche il nome, ad esempio, di Fez. Allora, prima di tutto chiamiamo, ecco esatto, Fez Mauretania. Allora, e poniamo come nome della capitale Volubile, che era una colonia romana che si trova in questa regione, e la portiamo come nostra capitale. Allora, qui sono un po' in realtà in difficoltà perché la Mauretania era una regione molto grande, quindi non so se chiamare magari a questo punto. Beh, iniziamo a chiamare questa perché questa regione si chiamava Mauretania Tingitana dalla città di Tingi, che poi è diventata Tangeri, e quest'altra Mauretania Cesarea dalla città di Cesarea. Cesarense sarebbe, no? Mauretania Cesarense. Ma qui abbiamo un sacco di province, quindi è un po' più difficile. Potrei chiamarla Tingitana, allora magari. Ehm, allora, qui la città di Tlemcen era originariamente una colonia romana chiamata Pomaria, e quindi pensavo di chiamare così questa provincia. Allora, questa chiamiamola Orano, che è semplicemente traduzione italiana di questa città. Invece questa la chiamerei appunto Cesarea, facciamo così. Anzi, facciamo proprio Mauretania Cesarense. E chiamiamo Cesarea la capitale. La città di Algeri esisteva già in epoca romana, e si chiamava Icosium, però era meno importante di Cesarea. E allora vediamo un po', questa la chiamiamo Pomaria. E questa allora chiamiamola Volubile a sto punto. Mm. E questa Mauretania Tingitana ci starà. Vediamo come viene. No, non è proprio il massimo. Direi di no. Vabbè. Mm. Un po' difficile. Se no come facciamo? Allora, iniziamo a risolvere anche questi problemi qua. Allora, qui abbiamo la Numidia, che qui abbiamo un po' di problemi. Allora, facciamo il fatto che la Numidia si estendeva in tutta questa regione, e la capitale, cioè una delle città più importanti era Cirta, ma probabilmente era in questa. E facciamo così, dai. Numidia e Cirta. È un po' difficile determinare anche perché era un po' a ovest di Pona, sud-ovest di Pona. Dovrebbe essere in questa zona. Beh, penso che adesso la nostra italianizzazione dei nomi possa andare bene in questa regione. Magari la Libia è un po' difficile perché non c'erano famosissime città in Libia, quindi potremmo lasciare così. E
poi al massimo sistemeremo queste altre regioni quando le conquisteremo. Allora, abbiamo dichiarato guerra a Genova però. Va bene. Abbiamo il diplomatico libero. C'è stata, diciamo, una... Questi assedi sono così utili da vedere? Forse sì, ma forse anche no. Allora, vediamo un po'. Diplomatico. Ti potremmo rispedire in Spagna. Sarà un po' difficile far migliorare l'opinione che la Spagna ha di noi. Tra l'altro il nostro obiettivo è conquistare un territorio spagnolo, quindi va bene. Come va qui in Giappone? Ecco. Allora, quando è che intendete arrivare? Troppo tardi, ragazzi. Ok, intanto abbiamo affondato un bel po' di navi genovesi, prendendoci pure una nave. Non noi, a quanto pare. Allora, dovremmo arrivare anche in questa zona, però purtroppo non sarà facilissimo. Siamo in guerra anche con l'Austria, il che rende tutto più interessante. Allora, Friesland non dovrebbe essere già in guerra. Ok. Potremmo usare... Allora, sarà arrivato il nostro di Ragusa qua? No, ciao. Allora, stavo un po' cercando di capire cosa potremmo fare qua. Magari mandiamo queste navi a bloccare. Ok, abbiamo convertito anche i libici. Ecco, questo ce l'aspettavamo. Che prima o poi sarebbe successo. Non credo che facciano tempo ad annientare la nostra armata. Anzi, sta andando anche piuttosto male. Ok, adesso è arrivato il nostro Filippo. Vanno a Yamato. A questo punto lasciamo le truppe necessarie all'assedio. Allora, intanto come va in Vietnam? Direi che procede tutto fin troppo bene. Allora, magari usiamo queste navi per bloccare il porto. Qui purtroppo invece siamo un po' lenti, ma penso che arriveremo comunque in tempo. Va benissimo, un altro assedio che finisce. Allora, Filippo Galilei, dacci una mano. Volevo un po' capire dove stava scappando costui. No.
Perché ha fatto sta strada? Potrebbe, non so, fermarsi qua? No. Non sono sufficienti? Va bene. Questa guerra va sempre meglio. Io penso che in realtà presto potremmo anche fare magari una pace con la Pomerania. Allora, potrei richiamare questa alla Spagna, dai. Come al solito. Intanto questi pretendenti. Semplici pretendenti. Allora, io direi di andarcene qua. Ok. Allora, volendo potremmo far già pace col Giappone. Non potremmo invece farla con dei Viet. Qui io starei anche considerando di Brunswick. Esiste Brunswick? No. Lo faremo magari liberare anche Brunswick. Però queste navi adesso ci servono di più qua. Ecco qua. Allora, quando è che arriviamo? 29. E voi quando è che finite? Fra 2 giorni. Oh, fantastico. Non accettano molto volentieri, eh? Benché non sembrino neanche ben difesi, però. Allora, vediamo un po' di capire. Prima di tutto gli ottomani, tra quanto potremmo integrarli? 54 tra poco, quindi dobbiamo iniziare a migliorare le relazioni. Però dobbiamo anche appunto chiedere la liberazione del Mecklenburg. Allora, vediamo se accetterebbero. No, ho sbagliato. Non accetterebbero ancora, sti disperati. Ah, e la religione? Quant'è che costa? Mi sa che dovremmo... Se possiamo, perché... No, non possiamo, vabbè. Allora, quindi l'Ansa, la Turingia. La Turingia invece... la Turingia è occupata in buona parte.
Ma è vassallo della... Vabbè, quindi non è molto significativo. Si poteva liberare l'Anhalt, magari. Allora, vediamo un po'. Del resto dobbiamo chiedere questo. Allora, quindi non ci sono serviti a quanto pare. Vabbè, allora mandiamo degli ottomani a questo punto. Interessante questa guerra. Allora, io direi di lasciare proprio il minimo indispensabile qua. Per beh, il minimo non era proprio questo. Ma no! Ho sbagliato tutto. Vai, facciamo così e mandiamo sto esercito. Mali Ashanti. Ok. Perfetto. Allora, qui penso che... dovremmo attaccare di nuovo questi. No. Allora, vediamo come stiamo andando qua. Siamo lontani? No, ce la faremo. Forse. Comunque il Giappone ormai sta cadendo tutto. Allora, forse ci conviene. Troppo tardi? Il Portogallo ha dichiarato guerra agli Inca, cosa che in realtà purtroppo ci aspettavamo. Allora, intanto qui abbiamo qualche ladro. Ok. Ah, wow. Nuovo cardinale, non ha, ahimè, sostituito uno di quelli stranieri. Potremmo tentare un assalto definitivo magari a queste... fortezze nemiche. Allora, dov'è che non è ancora arrivata? Uie. Livello 12, non è certamente molto progredito, però un po' di rischio c'è qua.
Vediamo cosa fanno. Preferiscono stare sulla difensiva. Fantastico, adesso andiamocene a far fuori anche gli ultimi giapponesi. Ok, abbiamo 2 core in più. Purtroppo la nostra progressione è stata arrestata. Ok, anche l'East Frisia è nostra. Intanto si è stati attaccati di sorpresa. Forse... no, potrebbe convenire. Ecco, un intervento di questo tipo. Su. Ah, intanto c'è una novità, a quanto pare, non molto piacevole. Non proprio. Allora, una battaglia navale, vediamo con chi dobbiamo misurarci. Beh, dovremmo vincere noi, però era un po'... ah, cavoli, hanno un buon leader. Ok, abbiamo battuto intanto i giapponesi. Credo che questa sarà l'ultima armata con cui dovremo misurarci. Allora... intanto abbiamo avuto una seconda battaglia navale, quindi dovremmo stare davvero attenti a queste 2 battaglie navali. Non siamo nel mare interno del Giappone, per fortuna, quindi... Purtroppo però non abbiamo leader assegnati. Un po' stupidamente non abbiamo assegnato il leader, che poteva essere davvero importante, soprattutto in questa battaglia che mi sembra tra le 2 la più pericolosa, soprattutto perché loro invece il leader ce l'hanno e come. Sono comunque in minoranza numerica. Noi abbiamo 25 navi e noi non abbiamo neanche una nave con un leader con cui sopraggiungere. Fantastico. Questa... bisognerebbe avere, come dire, delle navicelle pronte all'uso. Allora, qui vinceremo di sicuro. Qui invece le nostre navi sono 28. Allora, contro 43, qui siamo contro 18. Vediamo che cosa succede. Allora, possono bastare qui, credo questi. Allora, questi li dobbiamo invece inseguire, credo che andranno qua. Allora, non abbiamo dei turni molto favorevoli. Ma che navi sono? Caracche. E dovremmo riuscire, dai, a affondarle, credo. Nonostante tutto. Purtroppo abbiamo una nave un po' soggetta. Abbiamo anche un pessimo... Ok, qui stiamo stravincendo. Qui sarà un po' più difficile, ma vinceremo.
Aie. O no? Beh, forse ci conviene fare qualcosa di più saggio. Fuggire. Allora, abbiamo perso una nave pesante in questo scontro. Ci conviene magari tentare un secondo attacco provvisti di generale, anche perché non abbiamo grandi vantaggi a affondare la loro flotta. Ok, anche Amburgo è caduta. In Giappone invece abbiamo affondato completamente la loro flotta, senza riportare danni. Ok, l'Ansa ha perso. Allora, stava migliorando un po' con tutti, ma... Ok, è arrivata la nostra flotta. Allora, qui dovremmo avere ancora un leader. Esatto. Allora, qui ci manca un'armata. Allora, io direi che possiamo fare a meno di questo leader qua e iniziare a usarlo contro i nostri veri nemici di adesso, che potrebbero essere piuttosto gli svizzeri. Costanza è pianeggiante, quindi... Sì, direi si può fare. Ok, qui abbiamo raggiunto... Allora, qui come sta andando invece? Allora, ecco, abbiamo il nostro esercito. Magari diamo una precedenza a un'altra operazione, che è questa. Allora. Tagliato qualcosa. Allora, magari potremmo anche usare questi. Ah, bene, Genova è caduta. Questi hanno intenzione di impiegarci ancora tanto. Forse faremo così allora.
Allora, voi per fortuna ce ne siamo accorti, li lasciamo un attimo qua. Invece, ecco la musica che preannuncia la gran battaglia. Un po' difficile. Ah, si fermano qua. Fantastico, vediamo se riusciamo. Ecco, anche qua. Se riuscissimo a disfarci completamente l'armata nemica non sarebbe male. Non sono deboli. Ah, pesce naturalmente. La Pomerania. Qui è un po' difficile dare il colpo di grazia. Allora, prepariamoci allo sbarco. Non credo che potranno resistere. Nuovo governatore? No. Anzi, andiamo qua. Naturalmente tassiamo. Tutto ciò che è tassabile noi lo tassiamo. Ok. Allora, prepariamoci per questa grande battaglia, dai. Ho voglia di una grande battaglia qua. (22), vediamo un po'. Perché questa musica vuol dire grande battaglia? (20), (21). Ci sarà da divertirsi. Ah, l'Olanda ha lasciato per sua rovina la coalizione contro di noi. Petrucci, ok, ha esaurito il suo compito. Direi anzi che potremmo usare l'esercito. Dov'è la capitale di questo stupido paese inutile? Ma intanto che noi cerchiamo la capitale, l'abbiamo già occupata magari? Ah no, è qui, ok. Allora noi ce ne stiamo qua. E a sto punto io assegnerei il generale qua. Vediamo come va. Non siamo particolarmente... Ah, ecco, finalmente il colpo vittorioso. Ecco, anche la colonizzazione ha successo. Abbiamo anche un nuovo casus belli. Ok, abbiamo vinto Costanza, fantastico. Ok. Hmm. Allora, probabilmente potremmo siglare qualche pace. Anche perché è l'ora. Vediamo se possiamo prenderci queste due province. E poi far pace anche col Giappone. Purtroppo non sono molto
propensi. No, no, no. Allora, io direi di fargliela pagare, visto che non sono propensi. Per prima cosa, allora, lasciamo il minimo necessario per un assedio, che è sempre più del necessario. Allora, facciamo più che altro così. Disfiamoci di questa armata. Ok. Non credo che serva altro. Questi li imbarchiamo. Ok. Vediamo come va in Corsica. Penso che andrà bene. Ok, vittoria completa. Allora, voi andate pure qua, noi ce ne andiamo. Invece, qua. Andiamo anche in Sardegna. E vediamo se riusciamo a combinare qualcosa con questi pomerani, se così si chiamano. No, non accettano ancora, pensate. Bene, non manca molto alla loro capitolazione comunque. Oh, intanto i pretendenti d'Inghilterra non se la stanno cavando male. Tra poco potremo anche richiamare il nostro diplomatico dalla Russia. Torna anche quello alla Bessarabia. Il Giappone ormai non esiste più. Esiste però una flotta che probabilmente la... sì, ingaggeremo. E non ha molte possibilità, Bene, quindi la ingaggiamo. Così non... Forza. Allora, abbiamo in coalizione la Bavaria, Utrecht. Dobbiamo cercare un po' di migliorare tutte le relazioni con l'impero, quindi potrebbe essere la Bavaria questa volta. Ok, cadono altre province intanto. La flotta giapponese perduta. Allora, ricordiamo un po' dove si... ecco i nostri generali dove sono finiti, perché... questo generale magari potremmo anche riciclarlo a sto punto. Non possiamo passare di qui, no? C'è un po' di... però facciamo così.
Allora, ci siamo un po' sistemati qua. E allora andiamo di qua. Benissimo qui. Allora, questi li riportiamo a commerciare a Malacca. Malacca, se la troviamo. Stiamo facendo un altro episodio molto lungo. Volevo concludere magari la guerra in Giappone, ma non è facilissimo. Dov'è Utrecht? Allora, dovrebbe essere qua. Allora, ci sono novità? Sì, allora forse prima di Utrecht finiamo la guerra con la Pomerania, che adesso è costretta ad accettare naturalmente. Che trattati ha con la Russia la Pomerania? Magari più che altro con la Svezia potrebbe annullare i trattati. Ah, stavo sbagliando? Sì. Allora, Pomerania, comunque accetti. Quindi libera questa nazione, libera, poni fine ai tuoi trattati. Vabbè, l'ANSA puoi anche tenerli. Buono. Bene, ci dà solo 4. Comune Fenice, il Mecklenburg, un membro del Sacro Romano Impero e risorto alle ceneri. Va bene. La Turingia. Ok, finalmente siamo a Lamu. Speriamo vada tutto bene a Lamu. Ma perché sempre... Vabbè, ormai lo sappiamo che noi produciamo solo pesce, però... Che cavoli. Ok, abbiamo conquistato anche Breda. Allora. Allora, vediamo se riusciamo anche a far pace con la Turingia. Io volevo però magari, possibilmente, eh, trovare un modo per migliorare le relazioni col Papa, ma evidentemente non è facile. Chiediamogli se non altro l'accesso militare. Tanto assediamo la capitale giapponese. Io vorrei un generale. Tipo questo. Speriamo cada. No, non è caduta. Però non ci importa. Prendiamoci il generale.
ancora lo potranno fare in tempo. Ecco, Kyoto è caduta, finalmente. A questo punto è davvero tempo di far pace. Ok, perfetto. Anche qui possiamo iniziare l'assedio a tappeto. Vediamo se sti dei Viet si arrendono. Sì, hanno intenzione di arrendersi. Potrebbero anche liberare delle nazioni, però non glielo chiediamo. Per curiosità, che cosa sarebbero Champ e Langsan? Langsan è una grande nazione. Beh, ci prendiamo volentieri il loro tè. Per il resto... Ah, per il resto... A proposito... Andiamo ad affondare la flotta al Nepal, che c'ha così... Ah, gli inglesi stanno davvero assediando Ceylon. Questo non ci piace per nulla, ma... Come faranno, io mi chiedo, gli inglesi, anche se conquistassero Ceylon, ad integrarla così lontana dai loro possedimenti? Credo sia fuori range. Gli Inca invece come se la cavano? Stanno vincendo. E quelle cose più incomprensibili s'avverano sempre. Io poi pensavo di andare anche qua con la mia flotta. Potrei anche farlo subito, magari. Perché no? La pace, la pace. L'Austria mi darebbe Breda e un po' di soldi. Colonia. Perché non l'ho fatto prima questo? Naturalmente, adesso ci divertiremo con l'Austria. Purtroppo è tutta assediata. Ma io direi a sto punto di divertirci un po' con l'Austria. Però lo facciamo nel prossimo episodio, perché direi che questo è durato abbastanza. Potrei ridurre questo. Anche perché, sinceramente, tutto questo potere diplomatico non è che ci serva moltissimo. Non so, magari faremo degli edifici assurdi. Allora. Cosa danno queste? Ma non danno niente di davvero significativo, perché è più importante il trade value del trade power. Però vabbè, lo facciamo in alcune province magari, dove l'aumento è significativo. Chissà perché era così importante in Provenza. Ci sono anche gli edifici navali. E facciamoli. Facciamo un sacco di edifici. Questo shipyard. Questo è utile in realtà. Shipyard. Vediamo un po'. Ah sì. Perché non l'abbiamo fatto prima questo? Ok, allora facciamo quelli.
un po' di limite di forza in più ci fa davvero comodo, quindi... Se ci riusciamo, allora... Va bene. E chiudiamo qui l'episodio. Alla prossima, ragazzi.